Cortocircuito da una stufa, rogo in un appartamento invaso dal fumo. Tragedia stamane a Bassano del Grappa, muore una 78enne costretta a letto, grave invece il marito. Spray al peperoncino spruzzato in classe di una 14enne, malori, intossicazione stamane in un istituto professionale di Verona, l'edificio evacuato, una ventina di studentesse intossicate, il gesto non sarebbe doloso. Primo giorno senza l'obbligo di indossare la mascherina all'aperto, ma non in pochi hanno deciso di tenerla comunque tra prudenza e abitudine. Aveva portato la figlia 12enne da un medico di Ravenna compiacente per una falsa inoculazione del vaccino, sospesa la potestà genitoriale ad un padre Novax bellunese. Manifestazione di protesta contro il caro gasolio dei pescatori della marineria di Chioggia. A mezzogiorno in punto sono suonate tutte le sirene del mercato ittico all'ingrosso. Nel Duomo di Vicenza i funerali di Nicola Menduni, storico patron delle acciaierie Valbruna. L'omaggio di cittadini, politica e imprenditori. Cortina d'Ampezzo abbraccia la neocampionessa olimpica Stefania Constantini, medaglia d'oro del curling, la festa a breve. Ben ritrovati, buonasera. TG Veneto, partiamo con Bassano del Grappa, fumo in un appartamento, un'intossicazione pare per 2 anziani, la donna disabile dunque costretta a letto è morta mentre il marito lotta tra la vita e la morte in ospedale. Vediamo. È morta soffocata dal fumo questa mattina alle 9:30 in via Magnasco 18 a Bassano del Grappa. Si tratta di Erta Baggio, 78 anni, residente nella palazzina di proprietà del comune di Bassano, dove viveva con il marito 82enne. La coppia, che si trovava in camera da letto, ha perso coscienza a causa del malfunzionamento di una stufetta elettrica per cortocircuito. Ad accorgersi del fumo in appartamento è stata la vicina di casa, che ha allertato subito uno dei figli della coppia, il quale, una volta giunto sul luogo, ha sfondato la porta dell'appartamento e chiamato i vigili del fuoco e il SUEM del 118. L'anziano è stato stabilizzato dai sanitari e al momento si trova al reparto grandi ustionati dell'ospedale di Padova in prognosi riservata, mentre l'anziana, la quale presentava forti difficoltà motorie e disabilità, è stata a lungo rianimata sul posto dal personale sanitario in collaborazione con i vigili del fuoco e poi trasferita in ospedale a Bassano, dove successivamente è deceduta. Sono ancora in corso accertamenti da parte dei tecnici vigili del fuoco e del personale del nucleo investigativo antincendio territoriale. E sono andate avanti per tutto il giorno le operazioni di spegnimento dell'incendio che ha distrutto parte della torneria veneta. Siamo a Mareno di Piave, provincia di Treviso. Assolutamente non sappiamo la causa. In azienda non c'era nessuno, avevamo spento tutti gli impianti, tolto la corrente e basta. Attorniato da collaboratori e familiari, Lamberto Ghirlando non sa darsi una spiegazione. Le fiamme stanno divorando la sua fabbrica dalle 3 del mattino, da quando l'allarme è partito da una volante della polizia in zona industriale a Ramera per dei controlli di routine. A fuoco i semilavorati che l'azienda, Torneria Veneta, utilizza per la produzione di manici in legno. In fumo ci sono le tante commesse di un periodo già contrassegnato dall'aumento delle materie prime e dei prezzi dell'energia. I danni sono ingenti perché avevamo parecchio materiale, materia prima, 200-300 mila. Quello che è certo è che davanti ai suoi occhi stanno andando in fumo i sacrifici di una vita. L'azienda è familiare e quindi ci mettiamo tutte le nostre risorse e il nostro impegno. Poco distante il padre Giovanni Battista, 91 anni, assiste alle operazioni di soccorso e dà forza un po' a tutti. Vado avanti, per forza va avanti, perché do aiuto a me fiori e a me signora. A lei 76 anni che lavoro, 76. Senza sosta il lavoro dei vigili del fuoco, arrivati da Conegliano, Vittorio Veneto e Treviso. La nostra priorità è quella di raffreddare la struttura in quanto si stanno verificando dei cedimenti.
Pompieri che hanno messo in sicurezza fin da subito il deposito dei liquidi infiammabili, scongiurato il rischio inquinamento. Da quello che mi hanno riferito il personale dell'ARPAV, stanno facendo i monitoraggi, però che brucia diciamo è solo legno, ecco, non ci sono sostanze inquinanti. In attesa di un quadro definitivo c'è la voglia di rialzarsi. Un'azienda di quasi 100 anni, dice il titolare, non finisce certo qui. Dal nonno, padre e figlio io, speriamo di continuare su questa strada. E allora a Verona adesso 27 studentesse costrette a ricorrere all'intervento dei sanitari, l'edificio evacuato, panico questa mattina all'istituto professionale l'Uniclef di Verona, una scuola specializzata in estetica e acconciatura. A causare l'emergenza un'intossicazione da spray al peperoncino. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 con 6 ambulanze, oltre alle volanti della polizia e i vigili del fuoco. A liberare la sostanza nell'aria una ragazza di 14 anni che frequenta la prima classe. Un gesto che, come spiegato dalla polizia, non sarebbe doloso. L'incidente ha causato malesseri provocati dalla sostanza urticante spruzzata e anche attacchi di panico che hanno colpito alcune studentesse. La scuola è stata evacuata, i vigili del fuoco scaligeri hanno verificato che non si trattasse di qualcosa di più grave. Rientrato l'allarme, gli alunni non coinvolti sono rientrati nelle loro classi. Da oggi basta mascherine all'aperto, ovviamente in tutta Italia. Noi siamo andati a Padova per vedere come i cittadini hanno accolto questa novità. È il primo passo verso il ritorno graduale alla normalità. Da oggi stop all'obbligo delle mascherine all'aperto. La quarta ondata del virus sta progressivamente rallentando la sua corsa. I dati dei contagi sono in calo. Tra i padovani serpeggia cauto entusiasmo, la gioia di tornare a scoprire il volto e il Covid che ancora fa paura. Sì, la porto perché io sono uscita senza, però appena uscita ho trovato un sacco di persone con le mascherine, mi sono sentita un po' in imbarazzo, dico beh la metto anch'io per i primi giorni, poi alla volta la toglierò. Forse ho messo anche il rossetto sotto ma non lo vede nessuno. L'ho abbassata perché quando si deve entrare in qualsiasi negozio bisogna rimetterla al posto e poi quando si incontra qualcuno che ci si ferma, aspetta un attimo, ecco così va bene, ci si ferma un attimo a chiacchierare e bisogna almeno tirarla su. Ecco. Ormai siamo abituati alla mascherina, infatti quando avviciniamo qualcuno ce la mettiamo. Vi sentite sicuri adesso di toglierla? Sì, molto sicuri. Abbastanza, insomma, speriamo. Dopo la terza dose direi di sì. Tutti e tre. Tranquilli siamo comunque adesso, niente di particolare alla fine, era anche ora penso. Dopo essersi abituati ad indossare la mascherina, ora in molti stanno cercando di abituarsi nuovamente ad abbassarla, ma tanti scelgono ancora di indossarla in via precauzionale. Ah sì, ormai è un'abitudine anche perché ripara dall'aria fredda la gola, va bene, insomma, è più l'abitudine però. Oggi si può stare senza, voi però la portate. Certo. Sì. Certo. Dite più sicuri con la mascherina? Sì, esatto. Stiamo più tranquilli. Siamo più tranquilli. No, io l'ho tolta anche quando era obbligatoria. È più insofferente. Sì, penso che ci voglia un po' di buonsenso. Decisamente con la terza dose basta, dai, vogliamo uscire, ecco. Ovviamente la mascherina va sempre tenuta a portata di mano, in tasca o in borsa, pronti a metterla in caso di assembramenti o per entrare nei negozi, nei locali o negli uffici. E da battaglia legale attorno alla dodicenne per la quale il padre avrebbe ottenuto un Green Pass. Fasullo assoluto il riservo da parte dei legali su questo caso. È rigoroso il no comment dei legali sulla vicenda della dodicenne che nello scorso autunno venne portata dal padre dalla provincia di Belluno, dove vive, da un medico compiacente a Marina di Ravenna per sottoporla a una falsa inoculazione di vaccino Pfizer contro il Covid-19. Nel frattempo il tribunale competente, in attesa del provvedimento del Tribunale dei minori di Venezia, ha sospeso in via cautelativa la potestà genitoriale dell'uomo, dichiaratamente Novax. La misura è stata adottata in via temporanea e urgente a tutela della minore, in relazione alla condotta illecita del genitore. A fare ricorso era stata la madre della piccola, tutelata dall'avvocato bellunese Federica Balcon, che con il suo esposto aveva fatto scattare le indagini della polizia, coordinate dalla PM Ravennate Angela Scorza. Indagini che il 10 novembre hanno portato all'arresto del medico Mauro Passarini, 64 anni,
e che aveva poi portato al sequestro di altri 191 Green Pass. In conseguenza a tutto ciò, il padre della bambina, tutelato dall'avvocata ravennate Silvia Brandolini, risulta indagato per falso in concorso con il medico vaccinatore. Un altro tema importante, quello del caro gasolio. Oggi è andata in scena a Chioggia la protesta dei pescatori della marineria. Oggi siamo qua a manifestare per questo discorso qua, per questo caro gasolio che è quello che ci taglia le gambe a tutti quanti. Sono tutti in fila davanti alle loro imbarcazioni nel luogo simbolo della città, il mercato ittico all'ingrosso. Manifestazione spontanea dei pescatori della marineria di Chioggia, la più importante d'Italia. Il caro gasolio rischia di essere la goccia di una situazione già quasi al limite, come spiega uno degli armatori che hanno dato vita alla protesta, Elio Dall'Acqua. Caro gasolio che è aumentato nel frattempo di un 60% e purtroppo non è solo il caro gasolio che è aumentato, sono cresciute anche le casse di posteriore dove noi mettiamo dentro il pescato, sono cresciute le reti che adoperiamo per andare a pescare, è cresciuto tutto quello che serve nella barca per armarla per andare a pescare. Noi pescheremo sicuramente fino a fine mese perché ormai abbiamo cominciato il mese e lo vogliamo finire, ma se a fine mese siamo in queste condizioni come siamo adesso, le barche si fermeranno e metteranno sicuramente i marinai in disoccupazione. A casa a fine mese potrebbero esserci 1.200-1.300 persone, quelle che ogni settimana escono in mare sui 280 pescherecci della marineria, non solo il caro gasolio. Ma questo poi si deve aggiungere la problematica delle direttive comunitarie che riducono notevolmente lo sforzo alla pesca, quindi i giorni della pesca. Significa che i pescatori possono uscire 2 giorni a settimana e poi noi abbiamo anche rispetto alle altre marinerie un altro problema che è quello del Mose, perché il Mose salva le città, però quando è aperto i pescatori non escono e soprattutto non possono rientrare in porto. Una città legata a doppio nodo alla sua marineria a Chioggia. Noi abbiamo già solamente nel mese di gennaio avuto una riduzione del 5-6% rispetto al 2021, che era già un anno pessimo. Siamo riusciti comunque a recuperare, ma abbiamo chiuso a meno 12%, l'anno prima a meno 19%. Accanto ai pescatori ci sono le istituzioni e c'è idealmente tutta la città. La pesca non può rimanere da sola, non può rimanere un settore a sé, perché costituisce il substrato culturale, sociale e economico delle nostre città e soprattutto di Chioggia. L'esplosione dei prezzi dei combustibili e anche delle materie prime minacciano seriamente anche la sopravvivenza del settore lattiero-caseario. Un grido di aiuto che si leva dall'intera filiera agroalimentare colpita da un'emergenza che sta facendo sentire tutta la sua gravità, anche in Veneto. Tra i primi a lanciare l'allarme lo storico marchio di Latteria Soligo, che tra l'altro ha visto aumentare la bolletta elettrica dai 36.000 euro di gennaio 2021, pensate agli 80.000 di gennaio 2022. Una situazione ormai insostenibile, ma che come latteria sociale stiamo cercando di fronteggiare, sottolinea Lorenzo Brugnera, presidente di Latteria Soligo, ad esempio attuando rapidi interventi di efficientamento dei processi di produzione, con una riduzione del consumo di energia per ogni reparto e per ogni lavorazione. Ma oggi i costi stanno purtroppo superando nettamente i ricavi e i nostri soci si vedono costretti a chiudere le proprie attività. Ci fermiamo per pochi secondi, a tra poco. Buonasera, ben ritrovati. Cercasi personale, ma solo di madrelingua italiana, ha destato parecchie polemiche il cartello affisso in un'azienda, una conceria. Siamo a Chiampo. Cercano personale di madrelingua italiana. Tanto basta per scatenare la polemica e l'alzata di scudi del sindacato che chiede la rimozione di tale annuncio reputato offensivo. Sul cartello della discordia ha replicato il titolare della ditta conciaria di Chiampo che lo ha affisso, sottolineando che l'iniziativa non aveva intenti razzisti e aggiungendo che il 60% dei suoi dipendenti è straniero. Da 44 anni nel settore, l'azienda in espansione cerca 2 o 3 persone, ha spiegato, che sappiano parlare e leggere in italiano perfetto. Le ricette e le istruzioni dei macchinari richiedono la conoscenza dell'italiano perché sono italiane. Sul fatto ha preso posizione anche il primo cittadino di Chiampo che ha stemperato qualsiasi polemica. Il cartello in esame da parte dell'imprenditore penso semplicemente volesse dire che l'imprenditore cercava persone che parlassero italiano, no? Anche per, presumo, motivi lavorativi.
Quindi io farei rientrare nel sedime appunto di questo elemento appunto questa discussione. Peraltro la nostra vallata è una vallata con ampia presenza appunto di lavoratori stranieri, i quali hanno sempre lavorato e si sono integrati nella nostra vallata e hanno anche rappresentato un valore aggiunto per la nostra vallata. Quindi su questo versante, ripeto, escluderei particolari tematiche che qui non vedo appunto in questo comune. E ora Vicenza per l'ultimo saluto. Nicola Amenduni, spentosi all'età di 103 anni, il vescovo Pizziola ha detto era un uomo d'acciaio, forte nella fede e capace di piegarsi a sostegno verso il prossimo. Amava il passato, viveva il presente e guardava al futuro. Queste le parole del figlio di Nicola Amenduni nel giorno dell'addio al patron delle acciaierie Valbruna al Duomo e della vicinanza della comunità vicentina, sua terra adottiva. Presenti anche i ministri Luciana Lamorgese ed Erika Stefani, il presidente Luca Zaia, le massime autorità civili e militari cittadine per unirsi all'ultimo saluto all'imprenditore scomparso lunedì all'età di 103 anni. Era, direi, quasi mensile l'appuntamento per andare a prendere il caffè da lui ed era un punto di riferimento per la nostra comunità, per tanti progetti, soprattutto per aiutare gli altri, e su questo è sempre stato molto presente. Un saluto connotato da espressioni di stima, cariche di affetto e riconoscenza, come era un galantuomo, l'esempio di industriale di altri tempi, uomo di grande altruismo. Noto l'impegno nella Fondazione San Bortolo a sostegno dell'ospedale cittadino o il sostegno alle molte attività sportive. Oggi faremo un ricordo speciale allo stadio, alla fine dell'allenamento ci raccoglieremo per un minuto di silenzio in sua memoria, faremo una foto ricordo per tutti. Un benefattore silenzioso che lascia un segno anche tra molti suoi dipendenti che lo ricordano così. Don Nicola, noi lo chiamiamo Don Nicola, il presidente, ha fatto tanto per la mia famiglia. Basta, non riesco più. Un uomo di pieni di valori, un grandissimo uomo e ha fatto tanto per tante famiglie. Un grande signore. Ha sempre ripetuto: ragazzi, se io sono qui sono perché so che dietro ogni dipendente c'è una famiglia. Cioè questo ha dato a noi dipendenti un attaccamento alla sua persona, ai suoi valori, a qualsiasi cosa, e ogni volta che ci parlavamo trasmetteva sempre quella fiducia nel domani. Volevo sottolineare un uomo di altri tempi, uno dei pochi. Diciamo che è uno stampo che anche noi ragazzi dobbiamo seguire. Voi siete anche la mia famiglia, come ha pronunciato il figlio Ernesto. È un grande signore. Uomo in cui l'acciaio, ha ricordato il vescovo Monsignor Beniamino Pizziol nell'omelia, rappresentava la cifra simbolica del suo essere, dalla tempra fisica e spirituale alla duttilità e capacità di piegarsi verso tutti coloro che avevano bisogno di aiuto e di solidarietà. Adesso ci colleghiamo con Cortina, per noi c'è Tiziana Bolognani, tra pochissimo la festa per la nostra Stefania Costantini Oro nel curling alle Olimpiadi di Pechino. Buonasera Tiziana. Buonasera Anna, siamo in piazza di Bona e assieme a me c'è Giovanni Viel, memoria storica dello sport bellunese e non solo. Una piazza di Bona e un Corso Italia che si stanno riempiendo di migliaia di persone accorse per salutare il ritorno della medaglia d'oro, della prima medaglia d'oro femminile alle Olimpiadi di Cortina, Stefania Costantini. A Giovanni chiedo subito, è stata una impresa davvero storica? È un'impresa grandissima. 54 anni dopo quella di Eugenio Monti, che sempre qui nella piazza di Bona di Cortina venne accolto in carrozza dopo l'oro olimpico, il doppio oro olimpico di Grenoble, insieme a Roberto Zantonella, che tra l'altro è presidente del pubblico quest'oggi. Per la provincia di Belluno è sicuramente, e per il Veneto è stato un trionfo straordinario. Dobbiamo ricordare che la prima medaglia d'oro, sì, giustamente ufficiale, non dobbiamo dimenticare cosa nel 88 a Calgary la povera Maria Rosa Candido conquistò nel curling, e fu la prima del short track.
fu la prima medaglia femminile dello sport bellunese. E poi per Cortina questa è la 6ª medaglia olimpica che viene raccolta, quindi è un viatico straordinario per i Giochi Olimpici tra 4 anni. Grazie Giovanni. Vedete alle nostre spalle, sono con Simone Merlo, c'è il palco, la grande foto dedicata a Stefania. Dietro a noi ci sono i bambini degli sci club e della Sportivi Ghiaccio. Stefania arriverà in Corso Italia e sarà preceduta dalla banda municipale di Cortina, sarà accompagnata, poi ci sarà una breve cerimonia. Il sindaco consegnerà a Stefania Costantini il campanile, il simbolo di Cortina, e ci sarà anche un riconoscimento che le sarà attribuito dall'azienda sanitaria Dolomitica, dall'ULS 1, perché Stefania Costantini è stata tra le testimonial della campagna vaccinale. Anna, se non hai domande da studio ti restituisco la linea, noi ci spostiamo in Corso Italia per andare a salutare, ad accogliere e a raccogliere le immagini dell'arrivo di Stefania. Grazie Tiziana, allora noi ci collegheremo con te e con Cortina tra pochissimo nelle prossime edizioni del telegiornale. Grazie Tiziana Bolognani e Simone Merlo in diretta ovviamente da Cortina. Io intanto vi ricordo che dal 9 di marzo scatterà un nuovo passaggio verso la televisione digitale in Veneto. Le 3 emittenti del gruppo Media Nord-Est si ricollocheranno in una nuova posizione sul telecomando. Antenna 3 sarà visibile sul canale 10, Rete Veneta sul 14, TNE e Telenord-Est sul canale 18. Per continuare a seguire l'informazione di Antenna 3, Rete Veneta e Telenord-Est sarà dunque sufficiente risintonizzare il televisore e seguire le nostre emittenti su questi nuovi canali: 10 per Antenna 3, 14 per Rete Veneta, 18 per Telenord-Est. Siamo alle previsioni del tempo, dunque grazie per essere stati in nostra compagnia. Tra pochissimo il TG di Venezia. Arrivederci. Gioielleria Laboratorio Orafo di Livio Darè. Crea e realizza gioielli seguendo i tuoi desideri. Bentrovati al meteo. Irrompono venti di Bora, ma il weekend trascorrerà con tempo buono sul nostro territorio. Poi lunedì arriverà un po' di pioggia tanto attesa. Vediamo il dettaglio di sabato 12 febbraio. Sul Veneto sarà asciutto e stabile, come detto non sono previste precipitazioni. Ampio soleggiamento ovunque, cielo in prevalenza sereno e limpido, ottima visibilità soprattutto in montagna. Venti in pianura da nord-est moderati. Temperature in lieve calo, minime tra -2 e 1 grado, massime comprese invece tra 8 e 11 gradi all'incirca. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia. Anche in questo caso avremo tanto sole su tutti i settori, come vediamo cielo sgombro da nubi o al massimo velato. Temperature minime tra -1 e 3 gradi, massime comprese invece tra i 9 e i 10 gradi all'incirca. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige. Sarà anche qui una splendida giornata soleggiata, cielo sereno, insomma nulla di particolare da segnalare. Temperature minime sotto lo zero, massime infine sui 10 gradi all'incirca. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione, arrivederci al prossimo aggiornamento. Gioielleria Laboratorio Orafo di Livio Darè. Crea e realizza gioielli seguendo i tuoi desideri.